È importante soprattutto non perdere. Per come si era messa la partita, la sconfitta poteva essere il risultato più che in quel momento era maturato. Siamo andati sotto 2-0, però noi avevamo iniziato bene e abbiamo avuto alcune occasioni sotto porta veramente clamorose. Poi c'è stata un'indecisione dietro, abbiamo preso il primo gol, il secondo e insomma abbiamo chiuso il primo tempo sotto 2-0. Sì, ho fatto qualche cambio, abbiamo dato anche un'impostazione diversa alla partita perché a parte i primi 10-15 minuti nel primo tempo poi ha giocato molto bene il Castelbuono, insomma il primo tempo era giusto 2-0. Risultato finale 2-2, ci abbiamo sperato anche di vincerla. È vero, abbiamo fatto un punto, però per noi oggi era importante non perdere. Quando sono arrivato avevamo soltanto 12 giocatori di movimento e un portiere. Successivamente la società ha fatto degli investimenti e sono arrivati diversi calciatori, però non abbiamo tempo per andare a lavorare sui particolari. Noi dobbiamo avere un'idea comune che è quella di ogni partita andare a fare una battaglia per portare via i punti. Campo molto scivoloso, avevamo bisogno di andare a fare un po' più di battaglia davanti e difatti li abbiamo allungati tanto. Sono venuti fuori i calcio d'angoli e nei calcio d'angoli sono venuti fuori i gol. Quindi questa era l'idea. Con loro abbiamo perso in qualità, però abbiamo trovato un po' più di decisione sotto porta. Poi, per essere sincero, ho calciatori come Etmane e come Cimaschi che a volte è dura tenerli pure fuori. Oggi sono entrati bene e ci hanno dato una grande mano. Sicurades adesso vediamo perché il ragazzo non riesce neanche a camminare. Vediamo domani che notizie abbiamo, però credo che sia una botta, ma niente di particolare, diciamo. Però adesso non cammina. Da quando sono arrivato mi tocca andare sempre fuori casa. Ho la terza o la quarta partita che farò fuori casa, insomma, e sarà molto combattuta, però oramai tutte le partite sono combattute, non ce ne saranno partite facili.